Mandi bentornati col notiziario in lingua furlane di Telemare. Voi come che vi adesso hanno sin tra i nostri studi a sin ospis di Radio Onde Furlane. Con noi è Paoli Cantarot, che è il presidente della cooperativa che attiene in pin, si può dire Onde Furlane, no? Mandi Paoli e grazie di essere venuti invitati con lei. Mandi a voi e un saluto ai ascoltatori e ai telespettatori di Telemare. Allora, ora vi domandati, se potete dire un sacco da storia di questa radio che si ascolta sui 90.0 in FM, no? Sì. Di dove è una soda, qui l'hai implantata, di là quanto, e viene. Io ne lunghe storie, una sude che io in Chimono Erichi, fra l'altro, dal 1981, un gruppo di persone, sono vore eterogenei, che rappresentavano un po' tutto l'arco costituzionale e anche extra costituzionale, forse dal Friuli, di che i teams si sono messi tutti insieme per fondare le cooperative che dopo andà implantare le testate radiofoniche Radio Onde Furlane. Il scopo principale in che volte era che il di fa entra le lingue furlane dai mezzi di comunicazione di masse che Se anche aerea? 1981 che non era presente per noi, per cui è stata un'opera insomma meritorie perché in lì. E dopo le storie là in avanti, in che volte era facile anche, era insomma poco dopo il terremoto, era il periodo anche in Italia dalle Radio Libaris, non costava tanto, era un mese facile di mettere in pings, che non costava tanto, che si poteva gestire con tanto volontariato, che in quel periodo lì non era facile, era abbastanza facile chiatarlo così. E io partite, naturalmente dopo 30 anni di storia sono lunghi, contaio alle difficili, io per altri sono arrivate dagli anni 90, quindi un po' dopo. Che il caposdisi è che all'inizio Radio Onde Furlane rispecchiava un po' che era il segno dei teams, per cui era una radio con lunghissimi direttis e telefonadis sui problemi che riguardavano il territorio o le servitù militari, per dire una questione che era una vore sintude all'epoca. Sì, erano anni di fermenti in generale, dopo del terremoto. Il confine che era col mondo dall'est era un confine pesante, duro e via denante. E sono ridotte anche per dibattiti e fevelà di culture furlane che erano assolutamente emarginate di che erano le culture ufficiali. Così era furlane all'inizio. Di dove è partita? È sempre stata a Udin come in sede? Sì, come chi in via Volturno e prima era in qualche centinaio di metri più in là in Piazzal Cella. Per un po' di anni Radio Onde Furlane è stata là in un appartamento in affitto. Dopo andò lanciate una campagna di sottoscrizione popolare e sia gli ascoltatori hanno messo dei bets per comprare l'appartamento dove che si incumò. Questa è una caratteristica che costella un po' le storie di Radio Onde Furlane. Quando ho avuto bisogno di fare dei investimenti grossi per comprare l'appartamento, per comprare attrezzature costosi, ho fatto affidamento su da campagne di sottoscrizione popolare e i nostri ascoltatori hanno risponduto e rispondono tuttora dagli anni 2000 in quei momenti in cui ho vinto in difficoltà per via dai mancati finanziamenti ad esempio ho rispondo ho vinto di che ho questo feedback come si dice qui i nostri ascoltatori che io ne da robi anche più entusiasmanti per tanto che riguarda un'impresa come le nostre che deve insomma un contatto continuo, una risposta de bande dai nostri ascoltatori. L'interesse non è là a smammessi in 30 anni, se furlans a giteni anziamo a questa voce. Sì, o manco sì, però è sempre cambiato in tal tempo. Naturalmente un mezzo di comunicazione, una testata a scugne rifletti che sono i cambiamenti dalle società. Le società cambiano, Onde Furlane in 30 anni si è cercato di contare anche questi cambiamenti e sono cambiati anche gli ascoltatori, le tipologie di chi che non ascolta,
le necessità insomma, che andano. E no, si sta da ora un po' a questo cambiamento, anche cambiando un po' le maniere di fare radio naturalmente, ma anche il tipo di produzione che ho fatto anche al di là dopo dalle radio in se No, non stesso. facesse dome radio come cooperativa, avesse la radio, ma No. no. No, Radio Onde Furlane non è mai stata dopo una radio, dice il vero, è sempre stata anche un centro di incontri per tutti che si occupava, soprattutto a livello culturale, politico, sociale, di Friuli, per cui se o facevi una giornata intera di programmi radiofonici che dopo sono i soliti, sono le rassegne stampi, i programmi di informazione, i programmi sportivi, di intrattenimento, tante musiche di qualità, questa è una anche delle caratteristiche di Radio Onde Furlane, che si collega al periodo delle radio Libaris, ha sempre fatto belle musiche, ho sempre avuto dei collaboratori a cui vi dato carte blanche e non hanno risponduto sempre facendo programmi ottimi. Però non bastava come fa radio, per cui Onde Furlane è stato anche sempre un punto di incontri fra che aveva in progetti palchiaf di ogni sorta, comunicativi in generale, ma editoriali, musicali e così. E per cui ho pensato anche di fare proprio delle iniziative che levano al di fuori dal palinsesto radiofonico. Ho inventato il Premio Friul, che è un concorso attualmente per musiche in lingue furlane, ma ha avuto anche sezioni di fumetti, di letteratura, di fotografie, di tant'altri. Il Premio Friul, che è stato un po' il ponte di partenza di tanti gruppi di musiche furlane dal DDV, dai miti FLK a Straulin, agli Arbe Garba, ai Carnichets, sono tutti passati di lì. Ora vi domandare, ma la musica furlana è sempre stata viva rosa? In questi 30 anni, o altri avete veduto che è una spieda cultura furlana che tu stai donza, o è una roba che cammina di Bessole e la radio dome ha di lei da ur, nel senso? Se non vedi di essere le radio che fanno di casse di risonanza ai gruppi, forse sarebbe un po' più difficile, nel senso che i gruppi sono creativi, sono originali e a cammini in cui con gli loro gambi vanno a suonare un po' anche fuori dal Friuli. Qui c'è una zona del Friuli che è stata e è più viva rosa, nel senso i gruppi vengono veramente tutti al Friuli o è qualche posto che è un po' più... Beh, ho disares che in chiarnia e più creatività e più peamp con le lingue e i generi sono anche differenti, va dal cantautore classic come Lino Straulino all'hip hop dai Carnichets al rock dalla banda elettrica viene denando. Però anche altre zone dal Friuli sono produttivi, le zone di Udin, le Basse Furlane, il Gurizzan, forse un po' manco in provincia di Pordenone. A volte si udessi gruppi, anzi dal punto di vista discografico, a prodursi, sì. Sì, il premio Friuli all'inizio si premiava una canzone, tipo Sanremo, insomma, ma non produceva massa. Dopo, alle fine degli anni 90, ho pensato di farlo come un concorso dal vivo e qui che vinceva aveva le bande nestre il supporto, le risorse per produrre il primo CD. Comprendendo le registrazioni, le promozioni, il fatto di mandarlo a Tor, agli altri radio, a Tor per l'Italia, agli testati specifici, viene denante. Queste robe hanno prodotto un lavoro di reclamp, hanno partecipato sempre tanti gruppi. Dopo il premio Friuli ha avuto sempre un po' le caratteristiche di essere una roba abbastanza rocchettare, fra virgolette, tal senso che ha avuto forse poco a che fa con le tradizioni intendute come tradizioni con le T maiuscole, no? E Col folklore, tu dici. sì, col folklore e poi con il fatto di doperare le lingue per fare musiche dei generi più disparati e chi sta andando a sburtare tanti giovani che non avevano nessun legame col folklore, con le tradizioni, ma piuttosto avevano le amps con MTV, so io, a produrre musiche per furlan di generi innovativi. Come a 60 su internet, come casa discografica.
Sì, perché il disco non si vende in più, non si vende in più, le musiche ormai a giro dome in rete, per cui sul nostro sito io ho una pagina che si chiama Musiche Furlane Fuarte, dove tutti i nostri dischi si possono ascoltare o anche schiamare con un Bandcamp. Bene, grazie Paoli, e andiamo avanti con i nostri tour di radio. Grazie. Mandi. E andiamo avanti con i nostri tour da Radio Onde Furlane con Carli Pop, che è il redattore in chief da radio. Mandi Carli. Mandi a tutti e potete intaccare, favelando un momentino di quel che è il puesto di Radio Onde Furlane all'interno delle produzioni in lingua furlane. Perché di orchestra, perché le radio hanno una funzione, manco in Friuli, a onde significative, forse più che noi in altri paesi là che si ha una lingua minorizzata, perché i furlani si partissero in buona sostanza di una condizione di analfabetismo in le loro lingue. Al di là di tutti i discorsi, la realtà è che in te scuole non si insegna a lei a scrivere per furlan e quindi le funzioni centrali che hanno ad esempio mies di chiarte stampate in altri paesi è che è più difficile proprio perché ovvio in questa situazione qui. Invece le radio e ha una funzione centrale proprio perché va a emplare che di bisogno di informazione e di comunicazione in lingue furlane che poi si adatta in questo momento ai furlans, che è quel di oralità. Può dare indiche di che punto di vista che una funzione importante può dare svele le televisioni, ma lì ho sin anche montic in daur dal punto di vista dei spazi a disposizione per furlan. Quindi radiofonia come momento centrale, là che Radio Onde Furlane naturalmente ha un post di prim plan a manco l'intagli ultimi 30 passeanni. Oltre a disegno una funzione quasi di servizi pubblici, del tachest come radio, perché come trasmissione per Furlan di aggiornamento giornalistico non è nessun altro alla fine, o che fa una produzione quotidiana, si può ogni dì, a che livello, nel senso, più trasmissioni di qualità. Ma no, perché riguarda in questo momento le programmazioni che partono in denant, ho vinto un 70%, può darsi di anche al di pui fatto in lingue furlane. Quindi disin c'è che gli sfur de nostra emittente di fevelata le a mancula al 70% per furlan e questo rappresenta un unicum in te realtà furlane, nel senso che esistono anche altri mezzi di comunicazione, anche te radiofonie che hanno spazi per furlan, anche significativi, però non si arriva a questo livello così forte e ve poi del 70% di spazi informativi o comunque fevelati per furlan significa che si va in realtà a toccare tutti i settori di informazione pure, quindi radiogiornale, passando per rassegni stampi, sei programmi di approfondimento culturale, ai spazi anche musicali, perché naturalmente ho in diverse trasmissioni musicali conduciute per furlan e tante altre anche mo. Venga di tutto quel che non si aspetterà di un servizio pubblico, dove che come da quel che è il servizio pubblico non lo chiatin come per italiano, quindi no, più di qualche non si è riconosciuto queste funzioni di supplenza dal servizio pubblico. Dopo se lo facciamo bene o male, questi non stanno naturalmente di lui. E no dome per Furlan comunque, dal panorama da lingue minorizzate dal Friuli. No, beh, non si nassus come emittente che ti alave al Friuli e il Friuli non è un blocco monolinguale ma in realtà rappresenta un territorio plurilinguale e dunque d'ogni dal Furlan vengono anche altre lingue, quindi no d'ogni dal Furlan o di spazi anche a trasmissioni che vengono fatte in altre lingue.
un po' per italiano naturalmente, perché ho anche delle trasmissioni per italiano, e però anche un po' per sloven, nel senso che ho vinto a manco due trasmissioni settimanali, una si chiama Pismo is Benecie, che sarebbe Lettaris de Slavi Furlane, che è fatta tutte per sloven, e un'altra invece è un spazio di approfondimento che nasce in collaborazione col settimanale dei sloveni delle province di Udin, il Novi Mataiur, là che si fa un momentino di ciò che succede da parte slovene dal Friuli. E al vanche dite che dal punto di vista del pluralismo linguistico, Radio Onde Furlane è state le prime, non di in Friuli, ma probabilmente in testa italiana, a fare dei programmi con una redazione plurilinguale, formata anche di immigrati, che spar mostra un momento in che è una realtà formata di tante persone che arrivano un po' di tutte le bandi del mondo, e un altro aspetto è che dei programmi per castigliano, per spagnolo, perché i rapporti tra il Friuli e in particolare l'America meridionale sono abbastanza forti. Non è un caso che ad esempio Radio Onde Furlane si può ascoltare così in streaming in tutto il mondo, però è un posto che è in Sud America, in particolare in Argentina, te regione di Colonia Caroja, città fondata di emigranti furlans seconda metà dal Vocente, là che si può ascoltare le radio proprio in modulazione di frequenze, quindi uno magari al PIE l'autoradio, le radio, e ascolta Radio Onde Furlane con queste collaborazioni con una radio di Colonia Caroja che si chiama Radio FM Comunicar, e quindi bisogna anche che strappuare con un pubblico che lei di divinice furlane ma anche di lingue spagnole. Qual è il puesto che la Radio Onde Furlane la politica linguistica di dove che si sta? Seso un attore da politica linguistica o vi capita più spesso di subire la mal politica linguistica? Ma può darsi dire che io sia in parte e in parte l'altra, nel senso che di una banda con le nostre attività e col fa radio per Furlan di dopo di 30 anni in ca, significa fa politiche linguistiche, nel senso che significa produci una quantità di materiale per Furlan che è difficile che qualche dunque vedi produciuto così tanto materiale, e che sta il peso anche sulle tipologie di lingue che si dopre, pensi che settori informativi di approfondimento, là che il Furlan magari era un tic punt da ur, facendo trasmissione, se parlando di che argomenti si è avuto di lavorare anche sul lessico, quindi anche questa le politiche linguistiche, forse tale poi politiche linguistiche che no altri robis, e quindi di un certo punto di vista sicuramente le fasin come attori. Di che altre bande è anche vero che in una logica di programmazione delle politiche linguistiche che spietta e regione, lì si richiattina un momentino a subire, tal senso che massimamente agli ultimi anni vi veduto una mancanza di politiche linguistiche, non si arriva a capire ben quale che è le logiche che è da urdi tanti sceltis, che si può capire un lavoro ben quando favelin di finanziamenti dopras per le furlare. È importante tra l'altro fa un riferimento a che sono le cifre, perché ogni tanto si intinga a favelare di milioni e milioni che vengono spinduti per le furlane. Il dato reale è che se noi capiamo ad esempio le leggi finanziarie regionali per il 2013, i fondi per le furlane rappresentano il 0,02% dal bilancio regionale, quindi una cifra assolutamente ridicole. Poi ben all'interno di queste cifre qui però non si capisce ben quali che sono i canali di spese, dal senso che un aldis in momenti di crisi magari si sceglie delle priorità, se si investisce su che, invece chi si viota dai tais lineari che non hanno ora un qualche progetto,
E così, ad esempio, i finanziamenti per i programmi radiotelevisivi per Furlan sono stati azzerati in pratica su 5 finanziari di questa amministrazione che in 3 i fondi per i programmi radiotelevisivi sono stati pari a zero. Nel 2013 è proprio un di questioni che di che altre bande si va di lungo a tagliare i fondi per gli enti riconosciuti di primaria importanza per le furlane. Questo significa che qui che lavora ogni dì con continuità per le furlane, magari che ha una struttura, che ha la dipendenza vindenante, si richiede a non sapere salvare risorse di poter contare per ore. Quindi è difficile fare programmazione e non sa vinto ben c'è muoversi, è difficile anche partendo un discorso di politiche linguistiche. Quindi torniamo al punto di partenza. Non ci rendi fale, ma in queste condizioni che è difficile. Si può dire che non investire sulla politica linguistica vuol dire fare un certo tipo di politica linguistica distruttiva, nel senso. Non si può non fare in un ambiente che esistono lingue minorizzate, no? Sì, disegna anche il non fa nulla o il gestire in una certa maniera le risorse significa fare politiche linguistiche. Claro che significa fare politiche linguistiche ad amp de lingue e a lei un po' che cerco di veduta che sia in ski, in slogans, ma dopo da un punto di vista pratico IFS si uviot che tra l'altro a Radio Onde Furlane si uviot un po' perduto tra queste realtà che si occupano in maniera seria di promozione e sviluppo delle lingue. Politica linguistica significa darsi des priorità, se intervenire con serietà, con costanza in tai settori che sia il giusto di favorire, invece chi non vi odin che stia spiessa chi. E si molto salti fuori dopo la nostra autonomia regionale di questa tendenza, cioè nel senso i nostri politici di quasi tutta l'arco partitica dicono che la presenza da minoranze linguistiche è un fondamento d'autonomia e dopo però queste sono dopo fanno decisioni di questo tipo, no? Si molto salterà fuori la nostra autonomia se si va in avanti così. Dicono che l'autonomia regionale magari è nascuta 50 anni sin da ora sulle fonde di una situazione sociale, politica, economica che è un lavoro diverso di che vincumò e quindi di quali sono le ragioni che sono da ora di autonomia 50 anni sin da ora non significa di le ragioni che sono in questo momento da ora di autonomia e di specialità. Voi come voi, a 50 anni di distanza dal statuto di autonomia, con un mondo che è completamente differente, con per fare un esempio, Jugoslavia che non esiste più, anzi, Chidonia e le Slovenie che fa parte dell'Unione Europea, quindi basterebbe pensare che per rendersi conto che il mondo è completamente differente, anche chi di no. Ecco, voi come voi, l'unica ragione di specialità che le nostre regioni ha è che finché dure, una maggioranza di popolazione che fa una lingua differente rispetto a che dal Stato, quindi furlans, slovens e tedeschi. Claro che però non si può evocare queste differenze, queste specialità se dopo non si dà sostanza, quindi alle di band di lingue furlane, lingue slovene, lingue tedesche come elementi che giustifichino le specialità se dopo però non si investisse in risorse su questi settori e volerei smarcare proprio il concetto di investire perché ho avuto diversi esempi in questi anni che metti poche risorse al portare a produrre risultati su un lavoro importante che magari investindo le stesse risorse di altri bandi non varrebbero date di quei risultati lì. Quindi è un elemento di conto anche dal punto di vista proprio delle economie. Dei posti di lavoro, da sviluppo in generale del territorio, in cui di questo elemento fondamentale che difende le specialità e le autonomie significa garantire a tutte le comunità regionali, anche che non favele una lingua che si dice il furlan, il sloveno, il tedesco, una capacità di risorse economiche di poter spingere per tutto.
sanità, dai trasporti pubblici e quindi investì sulle slenghis significa investire sulla vigni dal nostro territorio, sulla vigni delle autonomie e su un status più alto e più forte per tutte le comunità regionali. Benissimo, grazie a Carli Pop per l'intervento che ci ha lasciato e lo sento un auguri di buon lavoro e anche per la vigni. Grazie per questi auguri, naturalmente auguri anche a voi. Spero di magari avere occasione di tornare a sentirsi di un po' di tempo per contarsi l'evoluzione della situazione, sperando che sia un'evoluzione positiva. Speriamo. Mandi. E come con Mauro Missana, che lei è il direttore di Onde Furlane, direttore del palinsesto. Benon, allora, Onde Furlane in Radio Nasud dal 1980 e anche dal punto di vista musicale, ad esempio, e dal tipo di trasmissione, si è sempre qualificate perché metteva le musiche un po' differenti. Negli ultimi periodi sono giuntas tanti collaboratori, anche le programmazioni hanno avuto un po' di differenziarsi, che informative e concentrate di mattina in tal dopo di misdì, un po' in calcala il drive time americano, sarà disi des 5 fin 7, invece di mattina sono tutta una serie di approfondimenti a livello culturale, qualche volta anche musicale, politiche e tutto il resto. Le nostre radio e a 4 giornali radio ogni dia, una rassegna stampa e una serie di altri programmi informativi fas quasi tutti per Furlan. O migliore il Furlan e le lingue di comunicazione proprio perché dentro insomma dal nostri palinsesti rappresentate a Mancul pal 70%. E dopo le disgiunta una roba importante che oltre ai dipendenze sono una serie di collaboratori che si occupano anche di musiche e tant'altri che emettono insomma anche tutte una serie di robe differenti, robe che non si chiamano attori. E è un esempio, ad esempio il nostri Facebook, in dove che non si scrive nome int dal Friul, ma int Furlane che vi fa anche a Torpalmonte. E tante volte si chiamano scritte di qualche che non ascolta esclusivamente proprio per musiche che non si sente di un'altra banda, che questo non fa sta bene. Come scelta di stile, se quali sono la vostra linea di stile, oppure se evitate di fare, nel senso che magari fai usare qualche altro. Beh, Cirindi non sei una radio commerciale, che la Leclerc, proprio perché non lo sing in senso assoluto, è una radio comunitaria, viene dagli obblighi anche per quanto riguarda le autoproduzioni, e Cirindi qualificarsi, mettinte, c'è chi altri se snobbing, ecco, Cirindi non la da urdi, che sono i modelli radiofonics alle mode, sempre sande proprio perché ho avuto un grum di crisi, anche in questo senso a livello creativo, ma di metti c'è chi altri non metti, proprio anche perché oltre al Furlan viene altre lingue, il italiano, ma anche il russo, perché no, le lingue creative di Mimmo Caccamo, anche al fa stesso programma di Londra, e tante altre robe insomma che cercano di qualificarsi in maniera differente. Sul sito, il vostro sito aveva anche un nutrito archivio di produzioni svezia, non so se si chatti ad esempio. Ma si chiate c'è chi sta delle radio, tal corso delle sue storie, in molto particolare tal primo periodo, in dove che sono state fatte le vere battaglie dal Friuli, in dove che sono passati due che si occupavano delle nestretiere, in dove che salta in furro un gruppo di indicazioni interessanti, ecco, consegui di là su www.ondefurlane.eu e tesse pagine dall'archivio, proprio perché lì capiranno che tutto che sta succedendo con mo ha des fondes piuttosto forti, anche se il linguaggio radiofonico non sempre è facile di seguire. Bon, allora grazie a Mauro per le parole che non sono dette, grazie per averci ospitato dal studio. Grazie a voi, io continuo con le mie dirette. Mandi.